amici, benvenuti da nonno Andrea! Me la togli una curiosità, chi è nonno Andrea? Mio nonno, è mio nonno. Per creare una realtà come questa, è il caso di dirlo, ci vuole parecchio sale in zucca. Bella battuta. Vai! Wow! Eh sì, nonno Andrea ha colpito ancora e per la quinta stagione consecutiva ha dato vita allo splendido villaggio delle zucche, che ormai ha reso una vera e propria attrattiva rural turistica e non più e non solo locale, perché essendo alle porte di Treviso, perché siamo a Villorba, c'è da scommetterci che le decine e decine di migliaia di persone che ogni anno si riversano qui non sono certamente soltanto trevigiane, ma anzi arrivano da diverse parti del nord Italia e addirittura dall'estero. Pensate, un'estensione di circa 15 ettari, qualcosa come centinaia di migliaia di zucche. L'anno scorso erano 300.000, quest'anno saranno lo stesso numero, se non addirittura di più. Tanti percorsi tematici indirizzati a diversi tipi di pubblico, ma aventi sempre come riferimento e come ispirazione questa cucurbitacea, che sa veramente regalare tanti spunti, non soltanto gastronomici, ma anche culturali. Quest'anno non voglio soltanto farvi vedere il villaggio delle zucche, voglio portarvi anche dietro le quinte. Perché dovete sapere che questa è innanzitutto e soprattutto un'azienda agricola dove si producono per l'appunto le zucche, si è tuttora in raccolta anche oggi, ma anche moltissimi altri prodotti che poi anche vengono trasformati e venduti nell'agriturismo, nello shop dell'agriturismo. E poi dietro le quinte è fatto di un piccolo esercito di persone che per diversi mesi all'anno lavorano appositamente per creare questo spettacolo, il villaggio delle zucche. E qui non si tratta più di essere soltanto agricoltori, ma anche imprenditori, un po' direttori artistici, un po' registi, un po' showman. Insomma, è un mondo che si trasforma e che mette anche alla prova chi è titolare di questa azienda agricola. Quindi partiamo da lì. Innanzitutto cominciamo a scoprire da dove è arrivata l'ispirazione per far nascere questa cosa che è diventata unica all'inizio in tutta Italia. Insomma, Galeotta fu quella stagione. Sì, è stata una stagione da dove è iniziato tutto, perché da una sovrapproduzione di zucche e a un prezzo al mercato ridotto e bassissimo è partita l'idea di esporre le nostre zucche, essendo che ne avevamo tante, di esporne tantissime davanti al nostro negozio, e da lì abbiamo visto subito un interesse da parte delle persone che ci venivano a trovare e gli piaceva stare lì in mezzo alle zucche, passarsi le giornate con dei giochi, con delle attività che proponevamo proprio di bassissimo rilievo, insomma, però da là ci ha fatto scatenare, insomma, il villaggio delle zucche di nonno Andrea. Questo vi ha in qualche modo indirizzato verso un nuovo modo, diciamo così, di fare turismo rurale? Sì, esatto, quindi da lì è cominciato un po' tutti i nostri nuovi ragionamenti e strategie per cercare di portare le persone qui a conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, e cercando di valorizzare al meglio le nostre produzioni. Quindi non è più una solo vendita di prodotti agricoli, ma è un processo dove non solo si vendono prodotti, ma si fanno anche conoscere, si fanno anche scoprire, e in più non solo i prodotti ma anche tutto il nostro ambiente, insomma, che abbiamo creato. Però obiettivamente 15 ettari destinati al villaggio delle zucche vuol dire anche una nuova gestione della terra, vuol dire anche assumersi dei rischi nuovi, diversi, anche importanti. Come si affronta una situazione come questa? Allora, diciamo che i 15 ettari che noi coltiviamo, una parte sono di frutteto, quindi sono sempre di produzione. L'altra parte invece durante le stagioni primavera, estate, impiantiamo anche altre colture, quindi noi cerchiamo di usufruire di questo terreno in rotazione
con altri prodotti che produciamo, dandogli sempre un valore stagionale importante, insomma, ecco. E dopo dedichiamo tantissimo spazio per la zucca, perché è il momento dell'anno dove accogliamo molte persone e ci vuole anche tanto spazio, insomma, perché le zucche sono voluminose. Certo. E quindi per noi è quello più importante dell'anno, insomma, ecco, quello delle zucche. Girando per il villaggio si incontrano davvero tantissime situazioni tematizzate sulla zucca. Ci sono dei momenti in cui ti sembra veramente di essere Alice nel Paese delle Meraviglie. Ovviamente Alice non è bella come me, però tranquilli, perché le meraviglie del villaggio compensano tutto. Allora andiamola a vedere queste situazioni. C'è il giardino spaventoso, forse il più scenografico di tutti, con questi mostri, queste costruzioni dalle sembianze bonariamente terrificanti. E poi il trenino che ti porta in giro per tutto il villaggio, le tante esperienze pensate per i bambini che qui trovano sicuramente un modo diverso e ben più gratificante per vivere la loro giocosità, magari lontani da telefonino o PlayStation. E poi ancora le tante postazioni create con le zucche, appese, affisse, colorate, fissate per creare vere e proprie sculture assemblate, dando vita a figure di tutti i tipi. E poi le casette di campagna costruite con il legno del Vaia, la foresta che è stata distrutta qualche anno fa. Insomma, tutto quello che vedete qui è stato prima pensato, poi progettato e quindi costruito da molte persone, come vi ho detto prima, insomma un piccolo esercito. Questo per arrivare a dire che cosa? Che per creare una realtà come questa, è il caso di dirlo, ci vuole parecchio sale in zucca. Bella battuta. Chi pensa, chi progetta tutto questo? Per le coreografie, per le situazioni, gli argomenti, i temi? Ma noi abbiamo questa passione di seguire tutto noi, io e la mia famiglia, i miei collaboratori, dal principio, dall'inizio alla fine proprio. Quindi dal dove mettiamo i cestini, al organizzare l'animazione, ai parcheggi, agli ingressi, quindi è tutto seguito da noi. Chiaramente mi faccio dare una mano dai miei collaboratori, che insieme Certo. riusciamo a costruire tutto questo villaggio, insomma, ecco. Quante persone lavorano dietro al villaggio? Al villaggio lavorano circa 400 persone, tra artisti, muratori, falegnami, elettricisti idraulici, una squadra della campagna, che quindi sono quelli che raccolgono le zucche, c'è la squadra della cucina, che noi prepariamo le nostre pietanze, la squadra della sala, che facciamo sia le nostre bevande alla zucca ma anche altre bevande, in più tutto il servizio che diamo, e in più anche il nostro shop, che è il nostro cuore pulsante, insomma, dell'azienda. C'è un forte assorbimento allora di manodopera, soprattutto locale, presumo. Sì, è prevalentemente locale, ed è un grande numero di persone che ci lavorano qui, è comunque una cassa risonante per il nostro territorio, insomma. Beh, togli una curiosità, chi è nonno Andrea? Mio nonno, è mio nonno. È mio nonno, che è ancora vivo, è in formissima, e grazie a lui che è partita l'azienda agricola Nonno Andrea, e dopo si è sviluppata, lui è andato in pensione e noi l'abbiamo portata avanti, e adesso mi dà una mano grandissima in azienda a livello di consigli e strategie che sono sempre utili. Ti senti più agricoltore o più operatore turistico? Più agricoltore, ce l'ho proprio nel sangue e non credo di mollarlo tanto facilmente. La zucca porta da sempre con sé una simbologia molto importante. Pensate che anticamente quella più valutata, quella più considerata, era quella legata alla fertilità, che si pensava racchiusa nei semi, e c'è stato addirittura un periodo storico in cui la polpa veniva letteralmente scartata per dare invece maggior valore ai semi. Oppure pensiamo ad Halloween, a questa festa che è di origine celtica, perché anticamente gli irlandesi prendevano le rape, le scavavano, ci mettevano dentro il fuoco
in modo che appeso fuori dalla casa tenesse lontani gli spiriti maligni. Poi molti irlandesi migrarono in America, dove c'era più abbondanza di zucche, che erano anche più grandi e più facili da lavorare, e quindi questa tradizione si spostò anche nel Nuovo Mondo. Ma poi pensiamo anche alla carrozza a forma di zucca di Cenerentola e a tante altre leggende che hanno per oggetto questa cucurbitacea. Ma oggi uno degli ambiti in cui la zucca viene maggiormente valorizzata è sicuramente quello gastronomico. Anche qui, anche quel villaggio di Nonno Andrea, perché si sono inventati delle preparazioni che uno potrebbe anche definire insospettabili. E adesso ve le faccio conoscere. Guardate, faccio soltanto un giretto nel labirinto del mais, che è tanto molto semplice, e poi ci vediamo nel villaggio del gusto, sempre qui da Nonno Andrea. Arrivo subito, guarda, tanto ci metto un attimo. Ce l'ho fatta, ragazzi, c'è stata qualche traversia, ma insomma sono qui. E queste sono alcune delle chicche preparate da Nonno Andrea. Il cappuccino alla zucca, che ormai è diventato un classico, arricchito con la panna montata e con una spruzzata di cannella, questa bevanda calda che soprattutto nelle giornate più fredde è un bel corroborante. Ma poi guardate qua, il waffle fatto con un impasto in cui c'è anche la zucca frullata e poi la panna montata come guarnizione, la granella e il top di cioccolato. E infine guardate qui, questo è il tiramisù fatto con la zucca e adesso sono proprio curioso di assaggiarlo, guarda. Vabbè, tanta fatica ha valso la pena farla. Allora, se passate da Villorba, fate una pausa, o meglio, prendetevi una giornata e venite al villaggio di Nonno Andrea, perché le sorprese non mancano, le emozioni sono tantissime e soprattutto siete proiettati in un mondo diverso, sembra quasi una dimensione parallela, soprattutto per i bambini. Ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Adesso scusate, ma dopo le fatiche del labirinto devo riprendermi. Ciao ragazzi!